non ne faccio un discorso politico, qui non è un problema di politica, badate bene, perché destra o sinistra o si cambia il cervello operativo della vostra regione o se no non se ne esce, perché non è possibile, che sia il governo del centro, della sinistra, della destra, quello che serve è un tessuto tecnico che dia modo alle amministrazioni di chiarire bene il portato del loro operato e di chiarirlo bene a se stesse e nei confronti dei cittadini. È solo attraverso la chiarezza, la coerenza delle indicazioni legislative, normative e amministrative che promanano dal governo centrale regionale che questa regione, sotto il profilo della gestione di questa partita del welfare, farà sicuramente passi avanti. Perché già nel 2005 era avanti, anticipava i tempi di tante altre regioni che nel 2005 ignoravano volutamente o colposamente l'esistenza dell'ISEE, salvo che poi ci si è persi nei rivoli applicativi, salvo che poi a volte con certe misure, ore preziose, povertà estreme, perdonatemi ma ve lo dico, e questo prendetelo come sinonimo di non piaggeria, a volte ho l'impressione di essere davanti a un welfare di tipo albanese, a pioggia. Apriamo l'idrante delle risorse pubbliche e distribuiamole. Ma questa è ricerca del consenso, questo non è fare welfare. Ma mi domando e dico, poi in che modo puoi andare a sostenere tu amministrazione che non hai le risorse disponibili, quando sei il primo che le sprechi? Anche questo è stato toccato. Noi ad esempio abbiamo in Lombardia un grosso contenzioso con le province che secondo quello che è il dettato normativo 112/98 decreto legislativo sono competenti ad erogare i servizi scolastici di assistenti a persona e trasporto per gli studenti disabili che frequentano le scuole secondarie di secondo grado e per i disabili sensoriali per tutti i gradi di scuola. Ebbene, le province negano questa competenza nonostante ripetuti pronunciamenti del TAR e del Consiglio di Stato che invece dice spetta a voi. Qual è la colpa dei comuni? Chi è il cattivo in questa storia? Il cattivo sono le province o sono i comuni? No, non sono le province che negano una loro competenza. Lo sono in un certo senso. Sapete chi è il vero cattivo? Il vero cattivo sono quegli amministratori comunali che per ragioni partitiche o politiche evitano di sollevare i contenziosi con le province, perché non si deve dar fastidio al collega provinciale, e spendono soldi comunali, delle casse comunali, per sostenere dei servizi che non sono di loro competenza. Salvo che poi, quando serve pagare per un qualcosa che è necessitato, un intervento a favore di un minore in struttura, ovvero l'integrazione della retta di una persona con grave disabilità, dire non abbiamo le risorse. Questo, larvatamente, secondo me, integra anche gli estremi di un danno erariale procedibile davanti alla Corte dei Conti. Questa è la mia modestissima lettura, avete un substrato estremamente fertile e dei tecnici bravi, dei tecnici consapevoli. Io questo lo vedo ogni volta che vengo su questa isola e ci vengo molto spesso e conosco le realtà di tutta Italia, questo lo posso dire senza tema di essere smentito. Ma se non riuscite a fare chiarezza nel canale produttivo originario delle vostre regole, cioè la regione, le leggi e gli atti amministrativi applicativi delle leggi, non ne uscite. Welfare di oggi, welfare di domani, ISEE di oggi, ISEE di domani, che sia quello che sia, come è stato correttamente esposto da Giacobini, sicuro esperto della materia, con tutte le problematiche e le implicazioni costituzionali, e sarei stato volentieri a sentirlo fino a tarda notte, che il professor De Muru ci ha evidenziato, e con le implicazioni economiche che in premessa ci sono state spiegate. Avete tutto, ma non è e non sarà un cambio di partito che risolve le questioni. Bisogna avere il coraggio di scavare a fondo.
Qualche territorio sardo si è mosso e si sta muovendo, altri aspettano e non si capisce se sperano o se fanno finta di niente. Vedremo. Grazie. Grazie. Io ringrazio il dottor Gioncada per questo intervento molto, molto asciutto, molto chiaro rispetto a quelle che sono state le ragioni legate alle questioni che riguardano l'ISEE. Certo, indubbiamente fa piacere sentire che dalla Lombardia si copia le politiche che nel 2005 sono state fatte dalla giunta che ha preceduto quella attuale, quindi anche qui cerco di essere tecnico. Ovviamente, come dire, lo dico con molta simpatia, a mio parere c'è differenza, comunque in questo dissento c'è molta differenza, perché quello che è successo in Sardegna, il dottor Gioncada lo sa benissimo, quello che è successo con l'ingresso della nuova giunta, per esempio per la questione dei servizi alla persona, è successo qualcosa di veramente pesante. Proprio la questione delle regole di cui si parlava, proprio come per esempio Re Preziosa è diventata appunto da un processo virtuoso ad interventi a pioggia, come la stessa legge 162 di cui abbiamo parlato, i progetti personalizzati, sono diventate regole discrezionali legate a quello che l'assessore di turno e prima tagliava 1.000 euro e poi tolgo il punteggio tagliando i piani, in maniera letteralmente, quindi dalla testa partivano i processi di faciloneria, le cose poi erano decise probabilmente al bar davanti a un cappuccino. Ecco, questo è, diciamo, responsabilità di chi adesso governa. Noi abbiamo lasciato una situazione nella quale c'era stato innescato un processo virtuoso che era stato riconosciuto in maniera bipartisan, quindi non solo ma è stato riconosciuto anche da poco dal Consiglio regionale, ripeto il concetto che ho detto prima, e invece adesso noi vediamo come i fondi vengono tagliati, continuamente tagliati. Io ne approfitto per salutare anche l'assessore del Comune di Olbia alle politiche sociali, il dottor Piccinnu, che è venuto qui con anche alcuni collaboratori, lo ringrazio, e appunto prima di dare la parola a Cristiano Enriu, che ricordo è il presidente dell'ANCI, quindi oggi di comuni si sta parlando spesso e appunto penso sia importante sentire quello che i comuni pensano e quello che dicono. Sì. Quindi prima di passare la parola a Cristiano Enriu ho un dato da dare. E il dato è proprio legato alla sostenibilità di quelle che erano le norme che noi avevamo applicato in precedenza. Dietro di me rimane la diapositiva dove si parla un po' dei conti appunto riguardo alla spesa del sociale, quindi ricordandoci la spesa del sociale che a livello italiano rimane una spesa assolutamente inferiore alla media europea, ce lo dobbiamo ricordare, quindi spende nettamente meno dell'Europa per quanto riguarda le politiche sociali. Abbiamo spiegato come nel periodo 2005-2008 invece la Sardegna è balzata da uno degli ultimi posti, è balzata al quinto posto in Italia per quanto riguarda la spesa che riguarda le politiche sociali, e questo è il grafico che abbiamo fatto vedere e spiegato prima. Mi piace ricordare come le regole, quindi l'applicazione della legge in Sardegna, ovvero sia da parte di questa giunta regionale, se venisse applicato il diritto, ovvero sia il fatto che le persone in situazione estrema debbano essere considerate per il proprio reddito personale, costerebbe alla Regione 5 milioni di euro su un budget di 103 milioni di euro attuale, ovvero sia che cosa vuol dire? Vuol dire che questa spesa, come giustamente ha detto il dottor Gioncada, questa spesa è assolutamente sostenibile, perché ricordo ancora che il Consiglio regionale si era pronunciato all'unanimità, quindi centrodestra e centrosinistra, per una spesa di 116 milioni di euro. La Regione Sarda, lo ricordo a tutti noi, è passata invece in maniera senza nessun ragionamento e senza nessun ragionamento che non fosse, ripeto, quello della incapacità di governare questo settore e la faciloneria di prendere le decisioni al bar, secondo me, io lo dico chiaramente, invece di fare dei ragionamenti con dei calcoli. Noi abbiamo fatto l'accesso agli atti, abbiamo ottenuto tutti i dati, abbiamo scoperto che l'ISEE, la questione dell'ISEE riguarda circa 15.000
persone, quindi 15.000 progetti in Sardegna, e questa questione, se fosse garantito il diritto che la legge dice, non è per niente non sostenibile, come sostiene in maniera assolutamente assurda l'attuale assessorato alla sanità, ma costerebbe 5 milioni di euro, 103 milioni di euro più 5 milioni di euro da 108 milioni di euro, e siamo ancora sotto i 116 milioni di euro che il Consiglio regionale aveva deciso all'unanimità. Lo voglio sottolineare per capire che sembrerò di parte, ma lo sono, e quindi lo sono con orgoglio. C'è differenza fra chi governa adesso e che ha governato prima. Qui tra l'altro è arrivato il Presidente Soru, quindi lo ringrazio di essere qui e di partecipare a questo nostro incontro, e poi se vorrà intervenire è sempre libero di intervenire. Allora,